passare tra voi, eccole qui le 30 bellissime candidate al titolo di Miss Jesolo 2018. Eccole qui, guardate che belle, guardate che quadro straordinario per queste ragazze che anche questa sera si metteranno in gioco per riuscire a giudicarsi questo titolo importantissimo che darà la possibilità a una di loro di partecipare direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Abbiamo belle ragazze da presentarvi, abbiamo tante cose da raccontarvi, ma io vi chiedo subito un grande applauso per tutte loro, perché è inutile dirlo, ma lo ricordiamo sempre, le grandi protagoniste da 79 anni di Miss Italia sono sempre e solo loro, queste bellissime ragazze che in ogni occasione si mettono in gioco, che in ogni occasione partecipano a questo concorso con tanta grinta, con tanta simpatia e spesso anche con tanta umiltà, e anche questo fa bene. Ragazze, io vi farei rientrare in camerino, vi preparate per le prossime uscite ovviamente, perché avremo tante cose da fare e da raccontare, potete rientrare, e intanto su questo palcoscenico con noi due ospiti importanti. Jesolo è davvero la capitale della bellezza, sempre di più, e si riconferma la bellezza ovviamente non solo perché c'è Miss Italia è un grande ingrediente, ma Jesolo è bellissima, lo sappiamo tutti, il mare, la spiaggia, quelle che sono le strutture ricettive, le strutture turistiche che ospitano tanti e tanti turisti. Beh, insomma, ovviamente dietro tutto questo c'è un comune particolarmente dinamico, ed è per questo che c'è con noi questa sera il sindaco Valerio Zoggia insieme all'assessore al turismo Flavia Pastò, che li introduciamo insieme sul palco e facciamo loro un bel applauso perché ci portano ovviamente i saluti. Prego, fanno passare le ragazze ovviamente, ed eccoli qui che ci raggiungono su questo palcoscenico. Sono tante, sindaco, sono tantissime. Buonasera, buonasera a lei, buonasera assessore, buonasera. Pure su questo, andiamo su questo gradino, passo il microfono a lei. Grazie. Volevo portare i saluti alla città di Jesolo, ai nostri cittadini presenti, ma anche questi che sono genitori, parenti delle ragazze. Stranamente ho detto non succederà mai, io non me l'aspettavo per niente, e invece sono stata la prima Miss Jesolo a passare in finale, ed è stata una soddisfazione grandissima, e credo che questa fortuna sia dovuta anche al titolo di Miss Jesolo. Grazie, ma sei cresciuta l'anno scorso? Ho cambiato i tacchi. Io no, ho sempre gli stessi. Vabbè, allora, volete accomodarvi a vedervi lo spettacolo? Grazie sindaco, grazie assessore, e complimenti Anna, poi noi ci vedremo ovviamente più tardi. Bene, 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 ok, allora possiamo dire che siamo davvero pronti. Cosa accadrà? Beh, ovviamente lo sapete tutti, la serata di Miss Italia le avrete già sicuramente viste in tante occasioni, sapete che lo schema, il format è quello, è un format che oramai fa parte della tradizione, e le tradizioni vanno sempre rispettate. 30 ragazze in gara, una a una le vedremo sfilare prima con il loro abito, e qui si presenteranno come è stato richiesto anche dalla giuria, poi le vedremo uscite a gruppi per l'uscita in body, e lì ovviamente le presenterò io. Che dite, possiamo cominciare? Penso di sì. Bene, concorrente numero 1, prego, è lei che apre il gruppo delle candidate al titolo di Miss Jesolo 2018. La vincitrice, ricordiamo, andrà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Prego. Eccola qui e si presenta. Buonasera a tutti, sono Patrizia, ho 20 anni, vengo da San Cipriano di Roncade. Nella vita lavoro come sales assistant in una boutique di vestiti di Jesolo. Molto bene, concorrente numero 1. Andiamo con la concorrente numero 2. Aggiungo io al centro della passerella e ti presento. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, vengo da Villafranca di Verona, ho 21 anni e nella vita insegno danza alle bimbe. Molto bene, concorrente numero 2. Molto bene, andiamo con la concorrente numero 3.
Eccoci qua. Buonasera a tutti, mi chiamo Samarita, ho 19 anni, vivo a Verona. La mia più grande passione oltre alla moda e il calcio è la moda impiegata. Molto bene, prego, concorrente numero 3. Numero 4. Eccola qui la concorrente numero 4 che si presenta. Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 18 anni, vengo da Fossò e nella vita studio economia. Giulia, concorrente numero 4. Io ripeto sempre il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre concorrenti. Numero 4. E ovviamente ecco la concorrente numero 5. Eccoci qua, numero 5, vai. Buonasera a tutti, io mi chiamo Tarsila Guiotto, vengo da Valdagno, Vicenza e nella vita io sto studiando, però sono laureata in Scienze della Comunicazione e Aviazione Civile. Molto bene, prego, concorrente numero 5. È la volta della concorrente numero 6. Concorrente numero 6, vai. Buonasera a tutti, sono Nicola, ho 18 anni, vengo da Capolla Maggiore e in questo momento sto studiando per la mobilità e spero bene. Intanto vai, vai, vai. E sono molte ragazze impegnate negli esami di maturità ed è una prova molto importante per loro e noi ovviamente facciamo a tutte un bel in bocca al lupo a tutte le ragazze che sono impegnate, indipendentemente ovviamente da Miss Italia, ma tutte le ragazze impegnate in questo. Però intanto abbiamo la concorrente numero 7 che è impegnata a proporsi a noi. Prego, prego, vieni che chiacchieriamo un po'. Concorrente numero 7, vai. Buonasera a tutti, io sono Aurora, ho 19 anni, vengo da Venezia e nella vita faccio la cameriera. Hai detto tutto. Numero 7. Andiamo con il numero 8. Corrente numero 8. Raccontaci di te. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Silvia, vengo da Quarto Bertino e lavoro in una vetreria a Milano. Numero 8, Silvia. È prontissima anche la numero 9. Ci vediamo al centro della passerella, prego. Raccontaci un po' di te. Buonasera a tutti, sono Arianna, ho 18 anni, nella vita sono studentessa di liceo classico e le mie più grandi passioni sono la musica e lo sport. Molto bene, concorrente numero 9, prego.
Ed è prontissima anche la numero 10. Andiamo a conoscere meglio la concorrente numero 10. Mi chiamo Cristina, ho 19 anni e sono di Padova e sono parrucchiera. Detto tutto, vai! Anche la numero 11. Andiamo qui. La 11, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Martina, ho 20 anni, sono stata di Chioggia e nella vita sto studiando per intraprendere la carriera universitaria in infermieristica. Molto bene, prego, concorrente numero 11, vai. Arrivo anche la concorrente numero 12. Raccontaci un po'. Buonasera a tutti, sono Lisa, ho 20 anni, vengo da Terzo e studio lingue alla Ca' Foscari. Molto bene, prego, concorrente numero 12, lei è Lisa. Vedo prontissima la concorrente numero 13. Buonasera. Buonasera, io sono Elisa, ho 27 anni e vengo da Mestre. Nella vita sono studentessa universitaria e sto laureando in storia dell'arte e lavoro in una gioielleria. Hai detto tutto? Vai, sfila, la passerella è tutta tua, prego. Prontissima al numero 14. Dico io che rovino il quadretto, ma che ci volete fare? Queste due domande dobbiamo farvele. Prego, presentati, numero 14. Buonasera a tutti, sono Arianna, ho 22 anni, vengo da Male, in provincia di Vicenza e nella vita studio matematica a Verona. Molto bene, prego, numero 14. Vedo prontissima anche la concorrente numero 15. Eccoci qua, numero 15, vai. Buonasera a tutti, sono Lorena, ho 20 anni e vengo da Mestre. Nella vita sono estetista. Molto bene, numero 15, prego. Lascia spazio alla concorrente numero 16.
posiziona sotto quella bellissima corona Miluna, da dove arrivo io. Numero 17. Buonasera, mi chiamo Dania, ho 26 anni e vengo da Sant'Anna di Chioggia. Nella vita studio psicologia clinica e faccio l'insegnante. Molto bene, numero 17, Urania. Io lo dico agli amici che si stanno aggiungendo mano a mano in piazza, siamo qui, queste bellissime ragazze che si contendono il titolo di Miss Jesolo 2018, uno dei titoli speciali di Miss Italia, perché consentirà alla vincitrice di partecipare direttamente alle prefinali nazionali. Numero 18, vai. Buonasera a tutti, sono Aurora, ho 17 anni, vengo da Sant'Anna di Livenza e nella vita studio in un liceo delle scienze umane. Molto bene, concorrente numero 18, prego. Eccola qui la numero 19. Prego, numero 19, buonasera. Buonasera a tutti, il mio nome è Chanel, ho 19 anni, vengo da Oderzo e nella vita faccio l'impiegata. Quindi adesso devi solo sfilare, vai. Ed ecco la numero 20. Anche lei si posiziona al centro del tricolore, simbolo di Miss Italia. E insieme andiamo in questa passerella. Numero 20, buonasera. Buonasera a tutti, sono Elvira, ho 19 anni e come professionista faccio la barista. Di dove sei? Padova. Di Padova, prego, concorrente numero 20, Elvira. Numero 21, buonasera. Good evening, ladies and gentlemen, sono Alba, ho 22 anni, sono da Jesolo e studio mi sto laureando in Politics, International Relations and Economics. Neanche come si scrive io. Prego, numero 21, vai. La concorrente numero 22. Andiamo insieme in passerella. Certo che tu fai tutto un altro effetto come tutte le altre rispetto a me, però questo devo fare. Sei pronta? Presentati, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, ho 20 anni, vengo da Mestre e nella vita studio conservazione dei beni culturali all'Università di Venezia. E a questo punto devi solo sfilare. Vai, vai, vai.
concorrente numero 23. Andiamo con la concorrente numero 24. Eccola qui la nostra concorrente numero 24. Al centro del palco e ovviamente sulla passerella, e ora andiamo a conoscerla meglio, concorrente numero 24. Buonasera a tutti, sono Maria, ho 18 anni, vengo da Torrebecino in provincia di Vicenza e nella vita studio frequento il liceo Virtuoso. Perfetto, molto bene, vai! Vedo prontissima anche la concorrente numero 25 che si posiziona al centro del palco e ovviamente pronta la sua prima passerella, perché ricordiamo che poi tutte le ragazze le vedremo nuovamente in body, ma intanto ci dedichiamo alla concorrente numero 25 che si presenta. Buonasera a tutti, io sono Valentina, ho 21 anni, vengo da Montegrotto Terme e nella vita faccio la cameriera. Hai detto tutto, vai, numero 25 Valentina! Andiamo con la concorrente numero 26. Va bene, numero 26. Buonasera a tutti, sono Isabella, ho 21 anni, abito a Volpago del Montello, un paese in provincia di Treviso. Nella vita lavoro come hostess e receptionist e sono una cheerleader. Fatto tutto, detto tutto, vai, numero 26. Prego. Andiamo a conoscere la concorrente numero 27. Eccoci qua, buonasera, numero 27. Buonasera a tutti, mi chiamo Scarpa Agata, ho 19 anni, vengo da Chirignago Mestre, studio e frequento il primo anno all'università e studio disciplina delle arti multiple. Molto bene, Taps, prego, vai, numero 27. Lascia spazio alla concorrente numero 28. Buonasera, ciao. Io sono Francesca, ho 22 anni, vengo da Terano, mi sono laureata ieri, quindi devo essere un po' più. Facciamo un bel applauso allora, in che cosa ti sei laureata? Molto bene, pronta per questa passerella? Vai! Vedo prontissima la concorrente numero 29 che viene al centro della scena. Numero 29, presentati.
Buonasera a tutti, sono Lucrezia, ho 22 anni, abito a Treviso e amo i balli latinoamericani, però dovrei iscrivermi ad un corso perché sono un po' imbranata e studio sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti all'Università di Padova. Hai detto tutto. Numero 29. Il gruppo, la concorrente numero 30. Eccoci qui con la concorrente numero 30. Buonasera a tutti, mi chiamo Jessica, ho 19 anni, vengo dalla Rostica, nella vita studio sociologia e insegno ginnastica artistica. Molto bene, prego, concorrente numero 30. Facciamo un bel applauso, adesso passiamo alla musica perché la musica in questo momento deve essere il vostro applauso. Per le nostre 30 candidate al titolo di Miss Jesolo, ricordiamo titolo importantissimo perché consentirà alla vincitrice di partecipare direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, quindi significa che lei potrà starsene tranquilla da domani in spiaggia a Jesolo, prendere il sole e aspettare le prefinali nazionali, quindi lei non avrà problemi. Ovviamente poi l'avremo ospite alla finale regionale di Miss Veneto, che possiamo già annunciarla, sarà la giornata del 20 agosto e lì saremo in Piazza Aurora, quindi insomma in quell'occasione non ospite, però lei ha risolto tutti i problemi e vuole partecipare a Miss Italia. Lei andrà direttamente dal palco di Piazza Primo Maggio al palco delle prefinali nazionali di Miss Italia. Voglio anche ricordare una cosa importante, che questa sera, proprio in via del tutto eccezionale, noi premieremo come sempre 5 ragazze, la prima classificata, la seconda, la terza, quarta e quinta, e dalla seconda alla quinta saranno tutte ammesse alle finali regionali. Ancora nelle selezioni questo non viene fatto, solitamente alle regionali passano le prime 3, però questa sera è un titolo speciale come Miss Jesolo. Sapete che Miss Jesolo è insieme a Miss 365, che è la prima Miss dell'anno, insieme a Miss Milano, Miss Roma, l'anno scorso c'è stato anche Miss Venezia, Miss Jesolo hanno questa specialità come titoli. Allora, proprio per questo vogliamo che sia una selezione speciale a tutti gli effetti, quindi anche dalla seconda alla quinta classificata andranno alle regionali. Insomma, una bella opportunità per tutte quante loro. A decidere tutto questo ovviamente c'è una giuria che è qui sotto. Io ho dei fari che mi accecano, però riesco a intravederli qui sotto. No, la gente direbbe spegnili pure, tanto finché ci sono io che servono i fari, però insomma ci sono per poter ammirare le nostre concorrenti. Allora io vorrei ringraziare i nostri giurati, vedo il consigliere Gino Pasian, buonasera e grazie per essere qui con noi, insieme al direttore della TVO Ceolotto Maria Pia, grazie. Io ho tutto l'ordine in ordine casuale, per noi sono tutti importantissimi i giurati, sono per come ho preso io gli appunti. Poi abbiamo il consigliere Anita Davilla, poi altro consigliere Stefano Bacchin, quindi il presidente della Proloco Alberto Mecchia, insieme al presidente della Jesolo Patrimonio Giuliano Zemolin, poi la signora Giovanna Benedetti, poi abbiamo Marco Tappari che è un cantante aveva un gruppo, gli Atena, e poi ancora in rappresentanza, io ho detto prima di questa bellissima corona, Miluna. In rappresentanza di Miluna abbiamo due amici storici di Miss Italia e soprattutto nelle selezioni qui in Veneto, in particolare a Jesolo, Nicola Stevanato insieme a Manuel Stevanato, che sono delle gioiellerie Stevanato di San Donà di Piave, e i loro 2 punti vendita a Zelarino. Tra l'altro la presenza di Gioielli Miluna è sempre graditissima, innanzitutto perché Miluna è un grande amico. Tra l'altro per il secondo anno consecutivo il Veneto ha una rappresentante che ha vinto Miss Miluna, è successo con Silvia Lavarini, tra l'altro Miss Veneto, adesso che ci penso, e quest'anno Miss Jesolo, quindi una bella coincidenza, e ovviamente insomma loro offriranno alla vincitrice un gioiello Miluna, quindi un motivo ancora di più per ringraziare gli amici Stevanato. Detto questo io ne approfitto,
ricordato Miluna, vorrei ancora ricordare ovviamente Equilibra, i nostri amici partner di Miss Italia, poi parliamo di Loves Network, questo nuovo partner che fa sempre parte della famiglia di Equilibra, quindi un'altra azienda che garantisce tutta quella bella professionalità, e i prodotti di Equilibra così come quelli dell'Loves Network sono davvero all'avanguardia. Ovviamente vogliamo ringraziare Rocchetta e non ci vogliamo assolutamente dimenticare di Interflora. Questi sono gli amici che ci seguono e che noi andiamo a ringraziare con molto piacere. Ovviamente io voglio ringraziare il comune di Jesolo, lo staff, facciamo un applauso per loro perché ci danno la possibilità di fare tutto questo anche quest'anno su questa piazza, tutti coloro che lavorano, perché poi io sto sul palco, noi stiamo sul palco, ci prendiamo gli applausi, ma se non ci fosse alle spalle uno staff di persone professionali e preparate, tutto questo non si potrebbe fare. Bene, io ho preso un po' di tempo perché volevo dare la possibilità alle ragazze di riprendersi un attimo dall'emozione della prima uscita e affrontare la seconda, dove le suddivideremo a gruppi, quindi le vedremo tra l'altro con dei body di colori diversi, così sarà anche un'occasione per ringraziare i nostri amici partner. Quindi io mi metterò in un angolino, adesso loro saranno al centro del palco, io le vado solo a citare per nome e numero. Torno nel mio angolo, scusate le spalle, a questo punto iniziamo, siete pronte? Eccole, andiamo qui con il primo gruppo. Eccole qua. Le abbiamo suddivise per gruppi di 5. Cominciamo dalla concorrente numero 1, lei è Patrizia. La mano di Equilibra, e infatti ecco i voti Equilibra. Andiamo con la concorrente numero 2. Lei è Nicole di Villafranca, della provincia di Verona. Vista l'eccezionalità di questo titolo, sono arrivate davvero ragazze da tutta la regione. Con la concorrente numero 3, Samantha, 19 anni di Verona. Che possiamo andare anche con la concorrente numero 4, Giulia, 18 anni di Fosso. Tassila, concorrente numero 5. 22 anni di Valdagno, della provincia di Vicenza. La numero 1 è Patrizia, la numero 2 è Nicole, la 3 è Samantha, la numero 4 è Giulia, la numero 5 è Tarsila. E le facciamo rientrare e quindi diamo possibilità di accedere sul palco alla concorrente numero 6, 7, 8, 9 e 10.
Concorrente numero 6, 18 anni di Cappella Maggiore. Aurora, concorrente numero 7, 19 anni, Aurora, concorrente numero 7 di Venezia. Andiamo con la numero 8, lei è Silvia, 28 anni di Quarto d'Altino, concorrente numero 8, Silvia. Anna, concorrente numero 9, 8 anni di San Lorenzo. E andiamo con Cristina, che è la concorrente numero 10. Nicole, numero 7 Aurora, numero 8 Silvia, numero 9 Arianna e numero 10 Cristina. Posizionano Martina, Lisa, Elisa, Arianna e Morena, quindi dalla numero 11 alla numero 15. Iniziamo con Martina, concorrente numero 11, prego Martina, 20 anni di Sant'Anna di Chioggia, concorrente numero 11. Concorrente numero 12, Gianni Diodenza. Numero 13, Elisa. 27 anni di Mestre, prende numero 13. Abbiamo la numero 14, lei è Arianna, 22 anni, arriva da Malo, dalla provincia di Vicenza. Chiude questo gruppo la numero 15, Morena, 20
anni di Mestre, concorrente numero 15. Per Martina, concorrente numero 11, Lisa, concorrente numero 12, 13 Elisa, 14 Arianna, 15 Morena. Siamo pronti ad accogliere la concorrente numero 16, Maria Letizia, numero 17 Urania, numero 18 Aurora, 19 Chanel e 20 Elvira. Numero 16, Maria Letizia. Urania, numero 17, 26 anni di pioggia. Numero 18, Aurora, 17 anni di San Stino di Vivenza. Prontissima anche Chanel che concorre con il numero 19. Lei ha 19 anni e è di Oberto. Pronta anche Elvira, prontissima Elvira, concorrente numero 20. Elvira, 19 anni, viene dal Padova e concorre con il numero 20. Numero 20, Elvira. Ed eccole qui, guardano me, aspettano un cenno. Andate. Numero 16, quindi andiamo con Maria Letizia. Urania invece con il numero 17 e quindi Aurora con il numero 18, Chanel con il numero 19 e Elvira con il numero 20. Potete rientrare, grazie. Bravissime, sincronismo perfetto. Andiamo con le prossime. 21 Alba, 22 Alessia, 23 Pamela, 24 Maria, 25 Valentina. Scherzando invece, le prove le fanno nel tempo giusto che ci vuole. Andiamo, sei pronta? Sei pronta? Prontissima Alba, concorrente numero 21, 22 anni di Chietolo, concorrente numero 21. Vai Alessia, numero 22. Alessia ha 20 anni, arriva da Mestre. Concorre con
numero 23. Corrente numero 23. Pamela, che ha 20 anni, arriva da Schio, vince di Vicenza. Concorrente numero 24, Maria, 18 anni, la provincia di Vicenza, Torre Pellicino. Questo gruppo Valentina, corrente numero 25. Valentina, 21 anni, di Montegrotto Terme. Andiamo con Alba, concorrente numero 21, Alessia, concorrente numero 22, Pamela, concorrente numero 23, Maria 24 e Valentina 25. Ultimo gruppo, quindi dalla 26 alla 30, Isabella numero 26, Agata numero 27, Francesca numero 28, Lucrezia numero 29, 30 Jessica. Isabella, prego, numero 26, 21 anni, di Volpago del Montello. Isabella concorre con il numero 26. Quindi abbiamo Agata, concorrente numero 27, lei ha 19 anni, arriva da Chirignago, provincia di Venezia, numero 27, Agata. La volta di Francesca, concorrente numero 28, lei ha 22 anni, arriva da Chiarano. Concorrente numero 28, Francesca. Anche Lucrezia, concorrente numero 29, arriva da Schiavò, provincia di Vicenza, ha 22 anni. Lucrezia, concorrente numero 29. Jessica, concorrente numero 30, 19 anni, di Marostica. Corrente numero 30, Jessica. Per rivedere ancora Isabella numero 26, Agata numero 27, Francesca numero 28, 29 Lucrezia, 30 Jessica. E rientrano anche loro in camerino. Non pensate che io rientri con loro, ma prima di farle uscire tutte vorrei fare anche una precisazione, perché tra la giuria, ovviamente l'avrete notata, c'è Anna Bardi, la nostra ospite di questa sera, Miss Jesolo
2017 e Miss Miluna, vincitrice del titolo nazionale 2017, è seduta tra i giurati, però ci tengo a dirlo, non vota, anche perché lei è un ospite, però è amica ovviamente di tante ragazze. Alcune quest'anno si ripresentano, e dico la verità, parlo qui a nome dell'organizzazione, è il regalo più bello quando una ragazza si presenta, vuol dire che comunque si è creato un bel rapporto, un bel gruppo, e questo sicuramente fa sempre molto piacere. Quindi Anna è tra i giurati, però insomma è un ospite d'eccezione, quindi la lasciamo che si goda lo spettacolo senza rischiare di essere picchiata dalle concorrenti. Sto scherzando, anzi abbiamo visto che è stata gentilissima e anche generosa di consigli, perché ormai nel suo ruolo questo può anche farlo. Invece adesso le volevamo rivedere tutte insieme, io credo proprio di sì, quindi eccole qua tutte insieme le nostre grandi protagoniste per questa serata dedicata all'elezione di Miss Jesolo. Io mi metto al buio perché loro devono sfilare in passerella, eccole. Concorrente numero 1, Nicole numero 2, Samantha numero 3, Giulia numero 4, Tarsila numero 5, Nicole numero 6, 7 Aurora, 8 Silvia, poi abbiamo la 9 che è Arianna, la 10 Cristina, la 11 Martina, la numero 12 Elisa, la numero 13 Elisa, la numero 14 Arianna, la numero 15 Morena, la numero 16 Maria Letizia, la numero 17 Urania, e poi abbiamo ancora Aurora numero 18, Chanel numero 19, Elvira numero 20, e quindi Aldo numero 21, 22 Alessia, 23 Pamela, 24 Maria, 25 Valentina, e poi abbiamo ancora Isabella numero 26, 27 Agata, 28 Francesca, 29 Lucrezia, 30 Jessica. Sono loro le grandi protagoniste. Adesso passiamo pure la musica, le grandi protagoniste di questa selezione dedicata all'elezione di Miss Jesolo. Allora io vorrei sapere le foto, io mi faccio da parte, parlo con i fotografi, con Pablo e tutti gli altri, mi sposto e così fate le foto e poi fate un applauso, quindi tanto i fotografi facciamo fare, state qui ferme, immobili, sorridete. Allora facciamo quello che mi hanno chiesto per le riprese video, fotografi, mettetevi in posizione, dai, lo facciamo qui in diretta, Anna, mi raggiungeresti sul palco? Intanto che loro fanno tutto questo, salite pure, sì, intanto chiacchiero con Anna Bardi, la nostra ospite di questa serata. Le ragazze intanto si mettono in posa per le foto, abbiamo fotografi che sono aggiunti nel corso della serata. Intanto noi le sistemiamo, ma io ne approfitto di Anna, rivedere tutto seduta lì comoda, com'è? Allora, decisamente un'altra prospettiva. Io ricordo quando sono stata su questo palco, è un'emozione grandissima, mi tremano sempre le gambe, adesso un po' meno perché sono abbastanza tranquilla, fino a qualche secondo fa ero seduta tra il pubblico, quindi l'emozione c'era, ma è un'emozione diversa. Perché quando sei su questa passerella senti tutta la tensione del momento, le gambe tremano e se pensi dentro di te, ma adesso cado, non ce la posso fare, adesso cado, e invece poi trovi la forza e riesci a fare tutto. Chi sono questi bei gioielli che stai indossando? Vabbè, ovviamente sono gioielli Miluna. Senti, cosa altrimenti? Come sta andando questa fascia importante? Perché ricordiamo che Miluna è uno degli sponsor, tra l'altro storici, di Miss Italia, e tu sei riuscito a conquistare questa fascia che è un traguardo importantissimo. Cosa ti sta portando? Io ho iniziato praticamente subito dopo settembre a fare il giro delle gioiellerie per tutta Italia e adesso sto continuando, si è aperta la bella stagione, quindi con l'estate sono ricominciati gli eventi e adesso a fine mese sarò a Roma per l'inaugurazione di una gioielleria. Molto bene, tra l'altro uno dice il titolo di Miss Miluna, è vero, è una soddisfazione, è un passaggio importante per una ragazza, però sapete che nel mondo dello spettacolo chi vuole intraprendere questa carriera complicata, difficile, però che può dare tante soddisfazioni, la visibilità positiva ovviamente è importantissima. Pensate che ci sono migliaia e migliaia di manifesti, locandine in giro per tutta l'Italia con la sua immagine, e poi sapete adesso i lavori che fanno i social, e quindi passare per le città e vederti su un manifesto, che impressione ti fa? A dir la verità
i manifesti quando sono per strada ancora non li ho incrociati, però quando sfoglio Instagram mi capita spesso magari la pagina Miss Italia Lazio, Miss Italia Sicilia, Sardegna, viene fuori la mia foto e rimango sempre un po' allibita, oddio, ma sono davvero io? E quindi insomma è una bella soddisfazione. Poi stasera mi hai portato i manifesti, quindi mi tappesserò la camera. Stasera il regalo abbiamo detto sì, guarda, ci sono arrivati dei manifesti e quindi dovete salire sul palco voi fotografi, sì. Allora io libero Anna, grazie Anna, se vuoi accomodarti poi ti metterai in mezzo al gruppo. Intanto io do spazio, scusatemi, se c'è qualcun altro che vuole salire sul palco, fotografi accreditati ovviamente potete farlo. E le ragazze, lo diciamo sempre, Miss Italia è una manifestazione dove c'è una gara, ovviamente. Il bello di Miss Italia è l'evento e le ragazze, io l'ho sempre detto, dovete sì sentirvi in gara, ma lo scopo più importante è che voi dovete sentirvi protagoniste di uno spettacolo, perché credo che questa sia la cosa importante di questo concorso, che rende le ragazze protagoniste di un sogno a volte, perché ovviamente alcune ragazze sognano di poter diventare Miss Italia, altre invece lo fanno perché magari vogliono provare una nuova esperienza, un qualcosa magari da raccontare alle nipoti. Allora io, sapete che dite? Lo richiamo tutte sul palco. Ci siete ragazze? Con la base quella della sigla, tutte le ragazze sul palco. Ed eccole di nuovo tutte qua. Beh, insomma, io adesso pensiamo alla musica, la serata ovviamente, io scherzo, ma la serata è importante. Insomma, pensate che una di queste ragazze arriverà direttamente, planerà direttamente sulle prefinali nazionali di Miss Italia. Sapete che per diventare Miss Italia, perché noi dobbiamo sempre guardare all'obiettivo più importante, ci sono dei passaggi da fare, bisogna fare delle selezioni, vincere le selezioni, quelle che vincono le selezioni vanno alle finali regionali, dalle finali regionali si passa alle prefinali nazionali e poi da lì, se uno arriva alla finale nazionale, beh insomma può veramente cominciare a sognare. La ragazza che vince questa sera andrà direttamente alle prefinali nazionali, quindi veramente ha una possibilità enorme. Ricordiamo però che anche la seconda Miss Rocchetta Bellezza, la terza Miss Love Network, la quarta classificata e la quinta Miss Interflora accederanno tutte le finali regionali. Bene, allora ragazze, sapete che facciamo? Tanto adesso siete in relax, la giuria non vi sta votando, siete nella scheda che voi compilate a fine serata, quelle che vincono, c'è una frase che dice: ho partecipato a Miss Italia perché? E ovviamente ognuna di loro ha delle motivazioni per decidere di partecipare a Miss Italia. Allora sapete che fate questa sera? Ce lo raccontate voi direttamente, tanto la giuria non vi vede, abbiamo solo un po' di persone che vi ascolteranno con grande interesse, abbiamo anche dei giornalisti, prendete nota così poi risparmiate il lavoro quando ci saranno i prossimi appuntamenti. Vai, comincia tu, dite sempre il nome anche prima. Sono Patrizia, partecipo a Miss Italia ormai da 3 anni ed è un sogno partecipare a Miss Italia, inoltre partecipo perché è una tradizione di famiglia. Anche la mamma? No, alcune cugine. Alcune cugine, molto bene, vai. Sono Nicole, partecipo a Miss Italia per superare la mia timidezza perché credo che sia un'ottima opportunità per entrare nel mondo dello spettacolo e della moda. Sono Samantha, partecipo a Miss Italia perché è un concorso che mette in risalto la semplicità delle ragazze e ha un ambiente molto bello, divertente, dove si creano amicizie bellissime. Allora, siccome io non ho la misura giusta per fare l'asta, facciamo una cosa più dinamica, passatemi il microfono a voi, dai, io vi guardo, vai! Sono Giulia. Sono Giulia e partecipo a Miss Italia perché sin da piccola
guardando il concorso sono sempre rimasta affascinata e quindi è un sogno che si avvera essere su questa passerella. Ciao, sono Tarsila, sono nervosa. Allora, io da piccola la gente mi prendeva in giro perché di solito io ero diversa, perché avevo i capelli diversi da tutti quanti e anche perché ero tanto magra e mi prendevano sempre in giro per questo. E allora ho cresciuto con questo in mente, che io ero diversa e che io non avevo una bellezza, come si dice, una bellezza tradizionale e che non ero bella. Ho cresciuto così pensando questo, ma poi ho capito che la bellezza non è solo la bellezza estetica, sono milioni di altre cose e allora ho deciso di partecipare perché ho capito che sono bella come sono, anche se sono diversa e sono bella così. Sono Nicole, partecipo a Miss Italia perché mi ha sempre incuriosito questo mondo e ho voluto provare. Buonasera a tutti, sono Aurora e partecipo a Miss Italia perché vorrei realizzarmi nel settore della moda. È un sogno fin da bambina e penso che questo concorso sia un inizio perfetto, ti regala emozioni indimenticabili. Buonasera a tutti, sono Silvia, partecipo a Miss Italia perché ogni volta che vengo qui mi sento a casa e ogni volta che partecipo torno a casa con delle amiche e non c'è assolutamente competizione e questa cosa mi piace. Buonasera, sono Arianna e prima di tutto mi piace molto mettermi in gioco e questa è una sfida che accolgo sempre volentieri. Inoltre ho un grande sogno, mi piacerebbe entrare nel mondo del cinema. Grazie. Sono Cristina, partecipo a Miss Italia perché... senza parole veramente. Per fare nuove esperienze, grazie a queste esperienze ho conosciuto delle ragazze davvero fantastiche. Buonasera, sono Martina, partecipo a Miss Italia perché innanzitutto mi sembra una bellissima esperienza per fare nuove amicizie e per combattere la mia timidezza e spero un giorno di avere qualche sbocco nel mondo della moda, visto che è una mia passione. Fin da piccola aiutavo mia mamma in un negozio di abbigliamento, quindi ho un po' questa passione. Grazie. Sono Lisa e partecipo a Miss Italia perché mi è sempre interessato il mondo della moda, mi piacerebbe molto entrare in questo mondo e anche perché il sogno di mio nonno è sempre stato che io partecipassi a Miss Italia, per cui l'ho fatto anche per mio nonno. Buonasera, io sono Elisa, partecipo a Miss Italia perché mi piacerebbe un giorno poterlo raccontare ai miei figli. Inoltre ringrazio questo bellissimo concorso perché mi ha permesso di conoscere una persona importante, è qui presente tra noi oggi, è Silvia, la numero 8, è con lei che vengo sempre ed è con me che torna sempre lei. Quindi un inno all'amicizia e a quella che è anche l'amore di un'amicizia tra due persone che non si conoscevano e che Miss Italia ha potuto unire. Quindi grazie. Buonasera a tutti, sono Arianna e partecipo a questo concorso perché lo seguivo fin da piccola e mi sono sempre immaginata su questo palco. Grazie. Buonasera a tutti, sono Morena, partecipo a Miss Italia perché oltre ad essere il mio sogno fin da quando sono piccola è un modo per crescere personalmente e mettermi sempre in gara come stessa. Sono Maria Letizia e partecipo a Miss Italia perché venire qua mi aiuta molto ad essere più sicura di me e anche ad avere meno paura del giudizio delle persone.
sono Urania, partecipo a Miss Italia, oltre perché per concorrere al titolo di Miss Italia, anche perché oltre ad essere una finestra nel mondo dello spettacolo e della moda, comunque bisogna guardare anche quello che c'è dietro, il lavoro che facciamo noi ragazze al di fuori, ovvero l'impegno, il sacrificio, ma anche tantissimo divertimento e tantissime emozioni. Sono Aurora, partecipo a Miss Italia perché uno dei miei sogni è quello di diventare una modella e spero che Miss Italia possa aprirmi le strade verso questo sogno e a prescindere penso che Miss Italia sia una bellissima esperienza che forma tutte noi ragazze. Buonasera a tutti, sono Chanel e sono sempre stata attratta dal mondo della moda e dello spettacolo e credo che Miss Italia sia il miglior trampolino di lancio e poi perché le sfilate mi diverto un sacco. Partecipo per Miss Italia più che altro perché mi sono trasferita da poco e anche un modo per fare nuove conoscenze e Miss Italia me l'ha permesso perché ho conosciuto delle ragazze fantastiche e si prova, insomma si tenta. Buonasera a tutti, sono Alba e ho scelto di partecipare a Miss Italia per proporre un nuovo modello di donna fuori dagli stereotipi e dai luoghi comuni. La donna ormai si è emancipata, non deve essere per forza bianca o nera. Ad esempio io studio politica e da una parte sogno di diventare un'ambasciatrice internazionale ma dall'altra sono molto attratta dalla moda. E sono qui per seguire il mio sogno, senza rinunciare all'altro. Buonasera a tutti, sono Alessia, partecipo a Miss Italia perché penso che sia un'occasione unica e perché è sempre stato il mio sogno fin da bambina e spero di poterlo realizzare. Buonasera, io sono Pamela e partecipo a Miss Italia perché è praticamente il concorso madre di tutti i concorsi e quindi tentare non nuoce e speriamo, anche se tutte sono belle, viva emozione. Speriamo, insomma. Buonasera, sono Maria e partecipo a Miss Italia principalmente per combattere la mia timidezza e soprattutto perché credo che questa esperienza ti faccia crescere a livello interiore molto. Io sono Valentina e ho iniziato a partecipare a Miss Italia un po' per gioco ed ho deciso di continuare soprattutto per superare le mie insicurezze. Buonasera a tutti, io sono Isabella e partecipo a Miss Italia perché sicuramente è un modo per conoscere nuove amicizie e perché da 3 anni che dico partecipo e finalmente dopo 3 anni sono qui. Buonasera a tutti, sono Agata, partecipo a Miss Italia perché penso che sia una nuova esperienza che tutti quanti, o perlomeno tutte le ragazze, dovrebbero almeno provare una volta nella vita, perché comunque nuove esperienze bisogna sempre farle. Grazie. Buonasera, sono Francesca. Come Miss Italia vorrei iniziare a realizzare i miei sogni e penso sia un buon punto di partenza. Buonasera a tutti, sono Lucrezia e partecipo a Miss Italia perché mi ha iscritto mia mamma e fino all'ultimo non volevo neanche partecipare e quindi per divertimento. Grazie a Miss Italia sono riuscita a creare nuove amicizie, sono riuscita a uscire un po' dalla mia timidezza e a mettermi in gioco.
buonasera, sono Michele, non partecipo a Miss Italia, non mi ha iscritto nessuno, altrimenti ci avrei anche provato. Grazie ragazze, bravissime, bravissime. Io presento Miss Italia perché ho avuto la fortuna e ho la fortuna di ogni sera condividere questo palco con ragazze così, vi posso garantire che è davvero, davvero molto molto bello. Bene ragazze, adesso arriva il momento più bello di una serata, perché ovviamente la gara è anche questa, però al tempo stesso anche il più difficile, anche perché sono tante ragazze. Però io lo dico, ci tengo a dirlo, ovviamente c'è la vincitrice che accede alle prefinali nazionali, ricordiamolo, la seconda, terza, quarta e quinta classificata parteciperanno di diritto alle finali regionali, quindi anche per loro è un passaggio molto importante. Ma ricordiamo che tutte coloro ovviamente che questa sera non hanno ottenuto il risultato che speravano potranno rimettersi in gioco, perché tante sono ancora le selezioni che faremo e quindi avrete tutte la possibilità. Ragazze, non mollate, tenete sempre duro, che è la cosa più importante. Bene, detto questo, dov'è la Tiziana? Che è lei che ci manda in onda su Ci sei? Siamo già in onda? Ma non me lo... Allora andiamo? Perché noi adesso andremo in diretta su Facebook. Ci seguono sulla pagina Facebook di Miss Italia, forse? Miss Italia, certo, Miss Italia Veneto, ci siamo. Facciamo un applauso a tutti gli amici che sono da casa. Se vuoi alzarti Tiziana, fai una, vabbè che abbiamo un po' di buio, il palco è illuminato mentre il buio pubblico però sono in tanti, e questo è un saluto che vi arriva da piazza Primo Maggio qui a Jesolo, dove stiamo attendendo di andare a proclamare la vincitrice di questa importantissima selezione, titolo speciale di Miss Jesolo. Quindi, come già sanno quelli che sono in piazza, ovviamente lo sapete anche voi che ci seguite sulla pagina Miss Italia Veneto, perché queste sono notizie che voi sapete, però la vincitrice questa sera parteciperà di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia, quindi davvero un passaggio molto importante. Ma iniziamo a premiare. Cominciamo con la quinta classificata, Miss Interflora. Anita Davilla sarà lei a portare la fascia e premiare la concorrente. Arriva, buonasera. Quinta classificata, Miss Interflora, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Lei è la concorrente numero 11, Martina Porzionato. Dov'è Martina? Sant'Anna di Chioggia, è lei, prego. La fascia. Se avessi partecipato, pensate quante fasce mi sarei messo da solo. Grazie e complimenti. Grazie signora, vai, passerella tutta tua. Quinta classificata, Martina Porzionato, concorrente numero 11. Abbiamo quindi il consigliere Stefano Pacchin. Prego Stefano per premiare la quarta classificata. Mettetevi qui sul palco, mettetevi qui al centro del palco. Quarta classificata, anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, concorrente numero 2 Nicole Manzato. Dov'è Nicole? Eccola qui. Quarta classificata al centro del palco. Mandato quarta classificata, e ora andiamo con la terza e verrà a premiarla Gino Basian. Terza classificata, Miss Loves Nature. Salutiamo gli amici, ragazze, salutate la Tiziana che è laggiù che ci guarda, salutate gli amici che sono a casa che ci guardano attraverso la pagina Facebook Miss Italia Veneto. Seguite sempre questa pagina e iscrivetevi a Miss Italia, www.missitalia.it, potete partecipare alle prossime selezioni. Lei è pronto con la fascia Miss Love Nature che andrà alla terza classificata, e la terza classificata è la concorrente numero 6 Nicola Mistani. È lei che arriva da Cappella Maggiore. Anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Ed ora andiamo con l'assessore Flavia Pastò.
assessore al turismo del comune di Jesolo, che andrà a premiare la seconda classificata. Buonasera, assessore comandata. Direi tutto bene, assolutamente. Si posso rubare un minuto, così tante ragazze non sono agitate, immagino, quindi non è un problema. No, volevo approfittarne, visto che sono tante ragazze che hanno 18 anni qui, volevo invitare anche loro formalmente. Noi organizziamo come comune la festa dei 18enni, quindi è dedicata a tutti i nati del 2000, quindi la generazione dei millennials, e venerdì 29 siamo in Piazza Aurora e c'è questa grande festa, soprattutto per i nati nel 2000 residenti a Jesolo, tutta una serie di regali, oltre alla Costituzione, quindi un regalo ufficiale per l'avvento in questa importante tappa della loro vita, e poi anche dei regali come i pass per backstage e dei biglietti per dei posti VIP per questo grande concerto. Quindi se c'è qualche jesolano che appunto è qui che sta seguendo, vi invito ufficialmente, vi è già arrivato anche a casa un invito, e chiunque altro voglia partecipare vi aspettiamo. Sentivo dei mormorii alle nostre spalle, quindi ho denotato un certo interesse nei confronti della cosa. Bene, andiamo con la seconda classificata. Anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, si aggiudica il titolo tradizionale di Miss Rocchetta Velletta. Lei è la concorrente numero 1, Patrizia Crosato. San Cipriano di Roncade, provincia di Treviso. Facciamo sfilare Patrizia, che rivedremo insieme ovviamente alle altre nostre concorrenti alle finali regionali Veneto. Ci stiamo preparando per premiare la prima classificata. Io vorrei qui vicino a me sul palco ovviamente il sindaco Valerio Zoggia. Buonasera, rivediamo il sindaco. Buonasera sindaco. Io a questo punto vorrei Anna Bardi, la nostra Miss Jesolo 2017, che poi ha avuto questo grandissimo riscontro alle finali nazionali aggiudicandosi il titolo di Miss Miluna. Vedete come tiene stretta la sua fascia. Poi c'è Paola Rizzotti. Vieni Paola, anche tu sul palco. No, tu la fai, ne hai già una, tu basta. Ti sei affezionata? È una cosa speculare, quindi devo averne due. Arriva la Paola Rizzotti con la corona. Paola, due parole. Più che l'emozione è la febbre, quindi che mi fa così. No. Allora, cosa devo dire? Venire sempre qui a Jesolo è sempre una grande emozione per le ragazze ma anche per noi, perché da qui parte, no? Ufficialmente abbiamo la prima prefinalista regionale, quindi è una cosa molto importante, è un titolo anche molto ambito dalle ragazze. L'emozione è palpabile, oltre che comprensibile naturalmente, ma non ti nascondo che siamo emozionati anche noi dello staff, perché insomma comunque questa sarà la prima prefinalista della regione Veneto, quindi però scusami, un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e grazie a Jesolo sempre per la grande ospitalità che ci date, grazie. Allora io mi metterei proprio sull'angolino, perché è giusto che ci siano loro a premiare. Poi vedo un bellissimo gioiello Miluna per la vincitrice grazie a Stevanato. Io vado a citare la vincitrice, voglio che questo quadro sia tutto dedicato alle ragazze, poi voglio dire anche un'altra cosa importante, ma intanto cito la vincitrice. Miss Jesolo 2018, quindi già ammessa alle 3 finali nazionali di Miss Italia 2018, è la concorrente numero, a volte i detti e i proverbi hanno spesso una verità quando dicono anche gli ultimi saranno i primi, perché ha vinto la numero 30 Jessica Valerio. È lei la vincitrice di Miss Jesolo 2018 ed è lei la prima finalista di Miss Italia 2018 con questo titolo importantissimo. Jessica Valerio di Marostica. E io però vorrei un applauso speciale perché tra
noi questa sera. Ci sono delle ragazze che sono già ammesse alle finali regionali perché si sono aggiudicate alcune selezioni che abbiamo già fatto. Ovviamente le citiamo adesso perché altrimenti avremmo tolto la sorpresa. Loro potevano partecipare solo per il primo titolo, quindi non potevano arrivare seconde, terze, quarte e quinte. Passa avanti Samantha Pasetto, la numero 3, lei è già una finalista regionale. Giulia Zancato, la numero 4, potete rientrare poi in postazione. Abbiamo anche Aurora Cardin, la numero 7, e poi abbiamo la numero 15 Morena Montin, loro sono già finaliste regionali. Poi abbiamo Chanel Michelin, e lei la Chanel, quindi Valentina Sartore, la numero 25, insieme a Isabella Tonin. A questo punto la sfilata col sindaco, certo, e ci mancherebbe, eccola qui. Tra l'altro anche Jessica rientrava nel gruppo delle finaliste regionali, lei per la partecipazione qui ha vinto. Però c'è un regalo per Jessica che è un gioiello di luna, grazie a Nicola Emanuele Stevanato Gioiellerie. Eccoli, ti consegnano questo bellissimo gioiello di luna, e mentre loro consegnano questo gioiello io vorrei ringraziare ancora una volta Patrizia, Nicole, Samantha, Giulia, Tarsila, Nicola ancora, Aurora, Silvia, Arianna, Cristina, Martina, Lisa, Elisa, Arianna, Morena, Maria Letizia, Urania e poi ancora Aurora, Chanel, Elvira, Alba, Alessia, Pamela, Maria, Valentina, Isabella, Agata, Francesca, Lucrezia e Jessica. Sono state loro le grandissime protagoniste di questa straordinaria serata. Grazie ovviamente ai nostri ospiti, grazie Sindaco, grazie Anna per esserci venuta a trovare, ma soprattutto questo applauso lo facciamo a tutti quanti voi. Sara, Ciutto, vieni sul palco con noi. Io vorrei ringraziare anche Valentina e Tiziana, se volete venire sul palco, due nostre preziosissime collaboratrici. Questo applauso, no, la Tiziana è qua, scusa, è vero, la Tiziana è qua, è lei che ci sta facendo le riprese, la Valentina non so se sale. Grazie Jesolo, amici, continuate a seguirci nelle prossime selezioni, non mancate, c'è sempre a divertirsi, ma soprattutto guardate queste bellissime ragazze, sono loro le grandi protagoniste di Miss Italia. E se magari ci sta seguendo, un saluto anche a Patrizia Mirigliani che con tanta dedizione e tanto affetto segue questo concorso che ci fa compagnia da 79 anni. Ciao a tutti, arrivederci alla prossima, un saluto a Michele Cupitò, grazie, ciao. Ciao, sono Jessica Valerio e sono Miss Jesolo 2018.